Victor Shaw, la verità su Nirda e animalisti. Questi sono i colombi e i gabbiani che volano sopra le nostre teste, ma gli animalisti si sono sempre opposti ad un piano di controllo. Questi invece sono gli uccelli del Victor Shaw, loro accusati dagli animalisti di poter portare malattie, i loro padroni di essere dei maltrattatori. Nel suo comunicato, il Corpo Forestale ha detto che gli animali erano risultati affetti da salmonellosi e clamidia, e nonostante ciò volavano sopra il pubblico durante gli spettacoli con rischio di contagio, che il personale intervenuto si è trovato di fronte ad un'evidente condizione di maltrattamento, che le condizioni dal punto di vista igienico-sanitario erano state giudicate pessime, che al momento dei sopralluoghi gli animali presentavano lesioni fisiche, penne rotte e ferite. La LAV già il 28 maggio 2009 aveva dichiarato che il sequestro era scaturito da dettagliate denunce da parte del proprio ufficio legale e ringraziava il dottor Fanzone, ASL di Montecatini, e il NIRDA perché avevano saputo finalmente andare al di là delle solite superficiali verifiche sulla salute fisica degli animali. Chiedeva inoltre alle famiglie e alle scuole di non portare i bambini ad assistere a simili spettacoli e alla Commissione Istruzione e Cultura della Camera dei Deputati di favorire in tempi brevi la dismissione degli animali da tutti i circhi. Poi, dopo il sequestro, la LAV ha commentato che si è trattato di un caso senza precedenti, perché più della metà degli animali è stata sequestrata in vista del processo per accuse di maltrattamento, di fatto impedendo la prosecuzione del circo, ovvero solo per accuse, prima che ci fosse una condanna, sono stati tolti gli animali ad un imprenditore, impedendogli di lavorare. E ancora, in un comunicato a firma congiunta, ufficio stampa WWF e ufficio stampa LAV, LAV ha scritto che, grazie alla collaborazione professionale del WWF, tutto si è svolto con la massima attenzione al benessere degli animali. Massimiliano Rocco, responsabile traffic del WWF, avrebbe anche detto che sia più che necessario promuovere una strategia nazionale che consenta di garantire mezzi, risorse e strutture necessarie per ospitare gli animali. Per concludere, l'AV pubblica nuovamente il comunicato della Forestale ed invita a guardare un servizio del TG che definisce il circo un lager e dice che la Forestale abbia salvato gli animali. Il servizio però è stato rimosso il giorno stesso. Cosa è successo effettivamente il 4 agosto al Victor Shaw? Perché gli esami dell'Istituto Zooprofilattico con il timbro datato 28 luglio che testimoniavano che gli animali erano sani non erano stati subito comunicati? Perché l'ordinanza comunale che stabiliva la venuta meno dei presupposti per il vincolo degli animali, datata 31 luglio, non era stato subito comunicata? Sull'ordinanza c'è scritto che fu il responsabile di sanità pubblica ad avanzare una proposta circa le modalità per la notifica, da ciò la disposizione che fosse la stessa ASL 3 assieme al NIRDA a notificare l'atto. Così è stato. Fanzone ha notificato l'atto il giorno del sequestro. C'è scritto Fanzone sugli esiti dell'istituto zooprofilattico, non comunicati al veterinario che seguiva gli animali. Gli animalisti, nel loro comunicato, ringraziano Fanzone perché aveva saputo andare al di là delle solite superficiali verifiche sulla salute fisica degli animali. Vediamo cosa è successo quel giorno. Un pappagallo non vuole essere catturato dai forestali, tenta di scappare. La gente che ha detto di essere un veterinario lo prende per le ali, mentre l'altro gente lo percuote con il cappello, penne volano ovunque. Un altro pappagallo tenta la fuga ma lo fermano, ancora penne staccate. Un terzo pappagallo prova la fuga ma viene bloccato schiacciato con la porta della gabbia. Quest'altro pappagallo viene chiuso in un trasportino con la coda fuori e la gente tenta di schiacciargli là dentro a forza con la porta del trasportino chiusa. Questo pappagallo scappa ma viene ripreso per il collo. Guardate qui invece come vengono presi questi uccelli e dove vengono sistemati, in scatole di cartone. E ora vediamo cosa succede quando il medico veterinario Leonardo Brunetti, past president SIVAE, uno dei massimi esperti di animali esotici in Italia, che aveva in cura questi animali, interviene e offre il suo aiuto di professionista ai forestali. Per favore, voglio vedere cosa state facendo e come li state catturando. Sia ben chiaro, il motivo perché fanno questo. Intanto gli stai strappando la coda, non si piglia così un gufo reale. Intanto non si prende così un gufo reale. Sia ben chiaro. Devo capire perché fate questo.
Il veterinario vorrebbe impedire il palese maltrattamento di questi uccelli, vorrebbe assistere per garantire il benessere degli animali, ma i forestali gli dicono che sta ostacolando l'attività. L'ha preso e lo sta maltrattando il signore, che è collega, mi dispiace che è collega. È chiaro? Dottore, lei perché non si prende così un buco reale. Va bene? In questo momento lei ci impedisce di eseguire un ordine della procura. Va bene, c'è l'avvocato Calvaluso. Possono fare questo? Sì, lo richiamo. No, venga giù. No, io non vengo giù, io sono la tutela di questi animali. No, lei. Questi animali vanno presi come si deve. Bene? Avvocato possono fare questo, però lo fanno sotto la via quotidiana. Chiaro? I ragazzi forniscano documenti, non saremo via. Ascolta, ci aiuti? Ci aiuti? No, io non vengo Qui c'è? Ok, via. Non è abilitato a entrare. Io voglio vedere cosa. Io sono il veterinario che si acquisisce questi animali. E urla pure. I certi sono dei mezzi, si chiamano dei mezzi che non stanno catturando gli animali come si deve. Siccome loro maltratta gli animali, dicono che li maltratta lui, li stanno maltrattando loro. Io ve li catturo, io ve li catturo. E allora catturateli come si deve, perché voi state maltrattando gli animali, è chiaro? Esca fuori! Chiamate i carabinieri di Bologna! No, io non esco fuori! Lei si sta chiedendo l'abilità. Vuoi il documento o no? No, io non sto prendendo. E io voglio vedere cosa sta Lei di qua deve uscire. No, lei sta impedendo l'attività, esca fuori. no, io sto qui. Forza, dai. No, io sto. Mi chiami Carabinieri, per favore. Guarda, bisogna che... Perché devo? Stavo filmando, Sì. poi mi danno nessuno, Lei fuori, no, ma richiama. No, che ma richiama. Sì, lascia stare. Sì. Ma state rompendo i bracci, state rompendo i bracci. Stiamo facendo del male, Guarda un po'. Io filmo. Guarda un po'. Mi sta facendo male! Mi sta facendo male! No, guarda un po'. Io sono calmo, ma dove mi ha buttato fuori? Insomma, chi protesta finisce in manette. Cioè, comporta anche un certo tipo di atteggiamento. Ma secondo lei si sbaglia completamente? Guarda, che non decide niente, guarda.